L'autonomia e la rabbia del Veneto dopo l'ennesimo rinvio e sulle reti di Media Nord-Est un contatore su un percorso diventato agonia. Il governatore Zaia, fate bene, è una presa in giro che non possiamo accettare. L'omicidio di Vittorio Veneto, parla alla madre della donna accusata insieme all'amica di aver ucciso il 57enne Paolo Vai. Non andò a trovare mia figlia in carcere, dice. Aveva postato sui social una foto sorridente e le braccia al petto come un defunto, scattata sotto l'epigrafe di una delle vittime del tragico incidente di Jesolo. L'autore è stato aggredito per ritorsione. Piano di prevenzione contro la tubercolosi per 1000 studenti dell'Università di Padova, malata una studentessa che l'anno scorso aveva frequentato i corsi. In Veneto mancano all'appello circa 1300 medici, le carenze maggiori nei pronto soccorso e nelle pediatrie, dove il servizio in alcuni casi è garantito dalle cooperative. Caso Mose, Villa Rodella, storica dimora nei Colli Euganei dell'ex governatore Galan, sequestrata nel 2015, inserita tra i beni dismissibili dal Ministero dell'Economia, andrà all'asta. Già iniziati a Venezia i festeggiamenti della Notte del Redentore, lo pirotecnico sarà dedicato quest'anno allo sbarco sulla Luna, di cui ricorrono oggi i 50 anni. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano ancora l'autonomia e la rabbia del Veneto dopo l'ennesimo rinvio, e sulle reti di Media Nord-Est, di cui fa parte anche Antenna 3, è partito da ieri sera un contatore su questo percorso che è diventato una vera e propria agonia. Il governatore del Veneto Luca Zaia, fate bene, è una presa in giro che non possiamo accettare. Sentiamo. Contateli i giorni, fino a quando ha capito, già la misura è colma, però noi siamo gente pacifica, però non ci facciamo prendere in giro. L'autonomia che non arriva, impantanata a Roma tra rinvii e contrasti all'interno del governo, ed intanto i giorni che passano inesorabili sopra le teste dei veneti che si sono espressi a gran voce il 22 ottobre del 2017. Per non far cadere nel dimenticatoio quella voce, per non scordare l'iter instradato senza che ci sia stata una reale risposta ai cittadini di questa regione che si sono espressi per l'autonomia del Veneto, è partito sulle emittenti del network Media Nord-Est il counter che ogni giorno aggiungerà un numero a quello già enorme che ci allontana da quello storico 22 ottobre, uno speciale orologio dei giorni a segnare il tempo perso nell'aspettare una risposta all'istanza del Veneto, un'iniziativa che piace anche al governatore Zaia, mai come in queste ore adirato dopo l'ennesimo rinvio. Fate bene, fate bene. Tutti noi dobbiamo rispondere al fatto che il 22 ottobre del 2017 si è fatto un referendum. L'abbiamo tutti sostenuto, 2.328.000 veneti sono andati a votare. Per noi non è stata una passeggiata, e sinceramente sentire ancora parlare di assalto all'unità nazionale, messa in discussione dell'unità nazionale, il paese di serie A e di serie B, la secessione dei ricchi. Scusi, praticamente stanno dicendo da Roma che la Costituzione è incostituzionale. Cioè noi stiamo facendo quello che dice la Costituzione, ma è tutto incostituzionale, cioè non va bene nulla. È vergognoso questo comportamento e io non lo posso accettare. Io sono qui a rappresentare i veneti, non i romani, e quindi li rappresenterò fino in fondo. Sulla stessa linea il presidente della Lombardia, che oggi su Facebook attacca il premier Conte, mi aveva assicurato sulla volontà di arrivare ad una soluzione. Scrive Fontana, così non è stato, ha scelto l'assistenzialismo, la vecchia politica, la restaurazione, invece di guardare al futuro dei nostri ragazzi. Replica a distanza il ministro pentastellato Fraccaro: non c'è nessuna malafede, stiamo cercando di costruire questo percorso dell'autonomia in modo che possa essere utilizzato anche dalle altre regioni che ancora non l'hanno chiesta. Intanto l'opposizione spara a zero con il senatore Alfieri del PD che, sempre sui social, si rivolge ai due governatori del Nord. Per fare la Lega Nazionale con risultati straordinari Salvini ha dovuto pagare un prezzo, ha venduto l'anima, l'identità della Lega Nord. Vi ha venduti, scrive, fatevene una ragione. Intanto gli iscritti al Movimento 5 Stelle sono chiamati a votare il 25 e 26 luglio sulla piattaforma Rousseau vari documenti all'Assemblea nazionale del Movimento, vari documenti tra i quali l'introduzione del mandato zero per i consiglieri comunali, che avrebbero quindi altri 2 mandati a disposizione per candidarsi a cariche nazionali, e i rapporti del Movimento con le liste civiche.
Passiamo ora alla cronaca. Oggi torniamo a parlare dell'omicidio di Vittorio Veneto. Parla la madre della donna accusata assieme all'amica di aver ucciso il 57enne Paolo Vai. Sentiamo. Ha trascorso una notte tormentata Cornelia Predal, la madre di Patrizia Armellin, la convivente di Paolo Vai, accusata assieme all'amica Angelica Comarci di omicidio volontario in concorso. Ore di sonno prolungate con un sonnifero per la tragedia che ha coinvolto sua figlia, con la quale, ci dice, non parlava da molto tempo. Da quanto tempo non ci parlava? Bene, da anni. Da anni. Ma c'erano problemi tra lei e sua figlia? Tanti. Non sapeva chi fosse nemmeno la donna amica della figlia che la notte dell'omicidio era in casa con la vittima. L'altra signora, lei la conosceva? No, Ah no, non la conosceva. non l'ho mai vista, non so neanche come che si chiamano, niente, guardi. E come si trovavano in casa assieme? Patrizia Armellin si trova rinchiusa nell'istituto penitenziario della Giudecca a Venezia. La andrà a trovare. È molto dispiaciuta di quello che è successo. Però lei è la mamma. La andrà a trovare, penso, no? Non so cosa dirle adesso. In casa vive con il marito la signora Cornelia, preoccupata anche per il suo stato di salute. Dopo la tragedia è stato colto da un malore, ma non ha voluto andare in ospedale, preferendo stare con la moglie. Pensavo di ricoverarlo ieri sera. Perché stava molto nervoso. No, non riuscivo. Dopo, dove stai male? Mi ha detto no. Proprio invece alle 9 sono andati a letto e... È una signora abbastanza forte. Sì, finché dure. Finché duro. Perché sono cardiopatica. Prima di rientrare in casa si lascia ad un ultimo sfogo su quanto si è detto sulla vita di sua figlia con il compagno e delle presunte liti che avvenivano nella villetta attigua a quella dove abita con il marito. Ma quel che mi desiate, perché qualcuno che dice chiaro e tondo ha scritto che erano sempre in lite. In lite non erano, perché nessuno ha mai sentito litigare. La gente qua paratorna. Parlano troppo le persone. No, la gente, nessuno ha sentito, non si sentiva mai parlare. Mi scusi, sa? Mai, niente. Torniamo ora sul caso dei presunti abusi denunciati da una donna su una nipotina. Ci sono altri dettagli davvero sconcertanti. Sentiamo. Di sicuro ha visto e qualcosa sicuramente ha subito. Non sappiamo cosa, non sappiamo quando e non sappiamo dove. Di sicuro sta bambina ha qualcosa, c'è qualcosa, insomma, c'è qualcosa. Non ha intenzione di mollare la nonna paterna di una bimba di 7 anni i cui genitori si sono separati quando aveva 4 mesi, perché vuole si faccia luce sui presunti abusi che la piccola subirebbe dalla mamma, a suo avviso. La nonna sostiene che le indagini fatte finora non siano state abbastanza accurate e ancor meno convincenti le motivazioni dell'archiviazione. È stato archiviato con la bambina non è attendibile e quindi non hanno prove sufficienti. Non è stato detto che non è successo niente, è stato archiviato con le prove che non sono sufficienti. Nei racconti che questa bambina ha fatto, cioè, c'è da rabbrividire. Non capisco come loro non vanno avanti con le indagini. Non lo capisco. Io non so più che pesci prendere. Io vedo che ho una bambina che non sta bene, mio figlio che si sta ammalando, ci stiamo ammalando tutti e non vedo che facciano il bene di questa bambina. L'unica cosa che noi vogliamo è il bene di questa bambina. Capiamo questa bambina che cos'ha. Non possono far finta di niente, lasciarla di nuovo nelle mani di chi ha subito questa cosa, perché per quanto poco qua ha subito. Perché non si sono domandati come mai la bambina dice la mamma? Come mai la bambina dice la mamma, il nuovo compagno, lo zio? Come mai la bambina racconta di sti fatti? Cioè, come mai? Perché? Vogliamo sapere perché sta bambina, che guardino questa bambina, perché ci sarà un esperto in cui può vedere, il massimo esperto che può vedere sta bambina ha subito abusi o no. I racconti che la bambina farebbe sono sconcertanti. Diceva che si metteva una parrucca con i capelli lunghi nera e si metteva la mano davanti per non farsi riconoscere e che postava lei in varie pose, cercava clienti insomma per questa bambina.
Questa è la sua deduzione? Questo è quello che mi ha detto la bambina. Io ho solo raccontato i fatti per come me li ha raccontati la bambina. So che c'è dell'incredibile, ma che vadano loro a vedere quello che può essere vero e quello che non può essere vero. Secondo la nonna si sta agendo con superficialità. Ci sono dei disegni che non lasciano proprio margine di interpretazione, non c'è interpretazione là, per forza di cose, insomma, quello è impossibile interpretare su una cosa del genere. Eppure anche quelli non sono stati, la bambina non è stata creduta la bambina, e non hanno fatto abbastanza per capire cos'ha sta bambina, come mai, da dove e come fa a sapere queste cose. Vorremmo cercare giustizia, mi sembra, ma non per noi. Vogliamo che sta bambina possa vivere, possa avere un percorso, logicamente, per stare meglio, per vivere meglio. Prima giornata da bollino rosso sulle strade del Veneto per il primo weekend di grande esodo per le vacanze estive. Al momento non si sono verificate situazioni di grave criticità sulle arterie della nostra regione, anche se il traffico è stato molto sostenuto con rallentamenti e code su tutte le principali direttrici verso le località di vacanza della costa veneziana, del lago di Garda e delle Dolomiti bellunesi. In A4 fin da stamattina code all'altezza di Latisana e Padova Ovest, e poi ai caselli di Portogruaro, San Donà di Piave e appunto Latisana. La polizia stradale ha potenziato i controlli ed invita tutti gli automobilisti alla massima prudenza alla guida. Ricordiamo che vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti oggi fino alle 22 e domani domenica dalle 7 alle 22. E purtroppo le ultime ore sono state contrassegnate ancora da incidenti mortali sulle strade del Veneto. Ieri sera nel Veronese un 60enne che vive in provincia di Rovigo è morto dopo essere uscito di strada con la sua auto a Sabbion di Cologna Veneta, e nella Marca trevigiana una 61enne di Musano è morta a 2 giorni dall'incidente nel quale era rimasta coinvolta. Il bilancio sulle strade si aggrava quindi ulteriormente, soprattutto per quanto riguarda le cosiddette utenze deboli. Investita martedì da un tir mentre era in sella, la sua bicicletta si è spenta 2 giorni dopo all'ospedale di Treviso, malgrado i traumi riportati lì per lì non avessero destato particolare preoccupazione. Marilisa Bortoletto, vedova 61enne di Musano, non ce l'ha fatta e ora il conducente del mezzo pesante è sotto inchiesta per omicidio stradale. La donna lascia 2 figli, Omar e Luca Schiavon. La sua morte va ad aggravare un bilancio drammatico sulle strade della Marca, con i cosiddetti utenti deboli, pedoni, ciclisti e motociclisti, vittime della stragrande maggioranza dei sinistri. Stiamo vivendo sicuramente un inizio di estate, una primavera, un inizio estate davvero pessimo dal punto di vista della mortalità. È chiaro che l'utente debole della strada necessita di maggiori cautele, maggiori attenzioni proprio per la condizione fisica di sproporzione che subisce nel caso dell'incidente. È di ieri sera un altro grave incidente con un pedone coinvolto, una 67enne di Vicenza investita in retromarcia da un'auto davanti alla chiesa di San Zenone degli Ezzelini. La donna, che ha riportato un serio trauma cranico, è stata trasportata d'urgenza in elicottero al Cafoncello. L'aumento della mortalità sulle strade di quest'ultimo anno si spiega, per la Polstrada, con l'incremento del traffico dovuto a una ripresa economica del territorio. Più macchine in movimento e quindi statisticamente più elevato numero di incidenti. La prima causa di incidente, la distrazione, negli ultimi anni rimane un elemento assolutamente forte per noi di preoccupazione, perché riscontriamo ancora un elevatissimo numero di incidenti che non hanno spiegazione in alterazioni o altre cause, e quindi lo dobbiamo necessariamente attribuire alla distrazione. Intanto anche la polizia locale di Treviso, contro il fenomeno delle stragi del sabato sera, tornato di drammatica attualità con la tragedia di Jesolo, ha annunciato un potenziamento dei controlli serali e notturni per contrastare soprattutto lo stato di alterazione alla guida dovuto ad alcol e droga. Non c'è limite al peggio. Dopo la morte dei 4 ragazzi nell'incidente avvenuto a Jesolo c'è chi è stato capace di farsi fotografare davanti a una delle epigrafi per poi postarla, e dopo quest'uomo è stato aggredito e picchiato. Sentiamo.
All'indomani dei funerali dei 4 ragazzi morti nell'incidente di Jesolo, una fotografia ha iniziato a fare il giro dei social scatenando reazioni e insulti. Si vede un 33enne della zona con un sorriso beffardo davanti all'epigrafe di una delle vittime, bravata, se così si può definire, che gli è costata cara. È stato infatti pestato in una sorta di spedizione punitiva. Tutto è iniziato quando la sorella di Giovanni Mattiuzzo, una delle vittime, ha postato la foto di quell'oltraggio su Facebook. Dopo aver seppellito mio fratello, scrive: vengo a conoscenza di un post di cattivo gusto. A me non frega se avete bevuto o fumato, perché delle persone che si permettono di agire in questo modo davanti a una tragedia del genere devono solo avere dei problemi mentali gravi. Chiudetevi in casa, conclude, e vergognatevi del vostro gesto schifoso. Spero di avere la possibilità di agire legalmente. A commento del post sono iniziati insulti e minacce verso l'autore, che nel pomeriggio è stato raggiunto da 3 individui e pestato davanti a un bar. Erano in 3, racconta, uno di loro mi ha preso a pugni. Una violenza inaudita, prosegue il 33enne padre di famiglia. Ho spiegato che era stato un equivoco, che mi avevano fatto quella foto dopo un turno di 14 ore. Ero stanco e non mi ero accorto di essere sotto l'epigrafe del ragazzo. Ho cercato di spiegarlo anche alla sorella. La famiglia di Giovanni però vuole procedere legalmente. Un cittadino libanese di 32 anni è stato arrestato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti dalla polizia stradale di Verona, che ha sequestrato, pensate, ben 10 kg di cocaina. L'uomo è stato fermato durante i servizi di controllo che la Polstrada ha intensificato in coincidenza con l'esodo estivo. Gli agenti, insospettiti dal fatto che l'uomo avesse una patente svizzera e fosse alla guida di un'auto intestata ad un italiano, hanno approfondito i controlli, così in un trolley hanno scoperto 8 panetti di cocaina. Test per la tubercolosi per 1000 studenti dell'Università di Padova, ammalata una studentessa che lo scorso anno aveva frequentato i corsi di scienze della formazione. Sentiamo. Ha lasciato Padova da circa 2 mesi la studentessa straniera che in patria è risultata affetta da tubercolosi ed è tuttora ricoverata. Ma la malattia ha un tempo di incubazione lungo e quindi, avvisata dalla stessa studentessa, l'università ha fatto scattare un piano di prevenzione per 1000 persone, tutte quelle che potrebbero essere venute in contatto con lei. Al Bo, la studentessa, classe 1997, ha frequentato i corsi di scienze della formazione primaria e in particolare il laboratorio di lingua italiana in via Venezia e il corso di letteratura per l'infanzia e di psicologia della disabilità e dell'integrazione al Piovego. La possibilità di contagio, secondo fonti sanitarie, dovrebbe essere molto bassa, ma l'invito a quanti hanno ricevuto il messaggio dall'università è quello di sottoporsi al test Mantoux o al Quantiferon. Per farlo basta rivolgersi alla propria ULSS di residenza con la lettera inviata dall'università. Per ogni informazione è disponibile il servizio di igiene pubblica dell'ULSS 6 di Padova. La tubercolosi è una malattia infettiva polmonare a bassa contagiosità che si trasmette per via aerea, ovvero attraverso le goccioline di saliva, uno starnuto o un colpo di tosse. In Veneto mancano all'appello circa 1300 medici, le carenze maggiori nei pronto soccorso e nelle pediatrie, dove il servizio in alcuni casi è gestito dalle cooperative. La Regione cercava 90 medici di pronto soccorso e in tempi rapidissimi ha organizzato un maxi concorso. Alla fine saranno 32 quelli che entreranno in servizio nelle corsie dei nostri ospedali, 8 medici specializzati, 24 specializzanti all'ultimo anno di formazione. Sono i numeri di un'emergenza sotto gli occhi di tutti, con i casi eclatanti come il reparto di pediatria dell'ospedale Pietro Cosma di Campo San Piero, chiuso per garantire le ferie al personale medico, dopo i miracoli messi in campo dal lavoro di tutti per scongiurare l'emorragia di specialisti e il nuovo primario in arrivo il prossimo settembre. Dalle Alpi al mare, dalla Marca Trevigiana al Polesine, il ritornello resta lo stesso. Da Padova a scattare un'impietosa fotografia ci pensa il presidente dell'Ordine dei Medici, Paolo Simioni, che tocca il tasto dolente le scuole di specializzazione. In un paese dove è necessaria
la specializzazione nei vari ambiti per poter accedere a un posto, diciamo, di dirigente nell'ambito del servizio pubblico, sanitario pubblico, questo comporta un blocco praticamente formativo e quindi anche delle assunzioni di medici, che poi si è tradotto anche nelle carenze che in questo momento conosciamo e stiamo vivendo. Sugli specializzandi è intervenuta la Regione Veneto, che ha aumentato il numero di borse di studio a disposizione. Adesso tocca al governo fare la sua parte. In fondo sono state aumentate circa 1 migliaio, 2000 circa, 1000 queste borse di specializzazione. Ci sono 18.000 medici che hanno concorso a queste borse di specializzazione contro circa 8.500 posti. Ora, se il problema c'è ed è un problema serio ed è un problema che va affrontato, la risposta non può essere certamente questa. In Veneto per ora si sta cercando di arginare il problema, ma il tempo per soluzioni concrete stringe. Oggi possiamo ancora far fronte a quelle che sono le emergenze con enorme difficoltà e grande sacrificio da parte di tutti i colleghi e anche grande capacità da parte degli amministratori di comunque cercare di riorganizzare i servizi, però se non c'è una prospettiva chiara e ben definita che deriva dal fatto di fare un vero, importante, grosso investimento sui giovani, non riusciremo tra pochi anni ad avere risolto il problema, quindi saremo punto e a capo. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci di nuovo in studio con l'edizione del Veneto dei nostri TG. Confiscata nel 2015, Villa Rodella, l'elegante e storica dimora nel cuore dei Colli Euganei, che fu di Giancarlo Galan, è stata inserita tra i beni dismissibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Andrà quindi all'asta. Si sono sicuramente tanto amati Giancarlo Galan e questa meravigliosa e storica Villa Veneta nel cuore dei Colli Euganei. Lui, potentissimo doge veneto, fedele cavaliere di Silvio Berlusconi. In questa villa si era coronata anche la sua storia d'amore, con un matrimonio da favola, degno appunto di un doge. Da qui, in quel luglio 2014, dopo la sua strenua difesa in Parlamento, era partito per il viaggio destinazione carcere di Opera, Milano. Villa Patrizia dei Pasqualigo, costruita a partire dalla metà del 1500, patrimonio della famiglia Rodella a fine Ottocento, nel 2005, ironia della sorte, a un'asta era stata acquistata dall'allora governatore nel pieno del suo regno. E l'asta pubblica sembra scritta con lettere d'oro sbiadite nel destino di questa dimora. Eccola infatti comparire nella Gazzetta Ufficiale dell'Italiana Repubblica di martedì 16 luglio tra i beni che il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha deciso di alienare. Immobile numero 386, Veneto, Padova, Cinto Euganeo, Villa Pasqualigo Rodella. È stata confiscata dallo Stato italiano. Giancarlo Galan aveva saldato così i 2.600.000 euro che lo Stato gli chiedeva per poter patteggiare nel processo Mose. Il maxipiano di dismissioni dovrebbe portare allo Stato oltre 1,2 miliardi di euro. Si parte con i primi 420 beni all'asta, 420 milioni di euro la previsione. La dimora di Cinto Euganeo non rientra tra i primi 93 già messi in vendita, ma dopo 4 anni Villa Pasqualigo Rodella Galan potrebbe avere nuovi proprietari. Sono già iniziati a Venezia i festeggiamenti per la notte del Redentore. Lo spettacolo pirotecnico sarà dedicato quest'anno allo sbarco sulla Luna. Ha 5 secoli, ma non li dimostra la festa del Redentore di Venezia, una tradizione che rimane tra le più care ai veneziani, ma è una tradizione che è anche capace di attirare ogni anno migliaia di persone dalla terraferma per la cosiddetta notte famosissima, la notte che si conclude con l'atteso spettacolo pirotecnico che illumina la laguna. Ma non c'è solo il divertimento in una ricorrenza storica e religiosa dai significati profondi. Per capire le drammatiche dimensioni della peste che flagellò Venezia tra il 1575 e il 1577, basti ricordare che in appena 2 anni morì più di 1/3 della popolazione residente in città. La chiesa progettata dal Palladio alla Giudecca fu edificata per ricordare la grazia ricevuta dalla città di far terminare la peste. Il ponte votivo che ogni anno viene allestito per raggiungerla è stato aperto
celebrato come da tradizione alle 19. Tantissimi festeggeranno in barca, sulle fondamenta, sulle terrazze e nelle case, tra amici o in famiglia, in attesa dello spettacolo pirotecnico previsto alle 23:30, 40 minuti ispirati e dedicati alla Luna nel cinquantenario della prima missione spaziale. Fuochi d'artificio anche a Favaro, Malcontenta e a Seggiano, a testimonianza di una festa che coinvolge tutto il comune. Domenica pomeriggio poi appuntamento con le regate lungo il canale della Giudecca. Alle 19 sarà celebrata la Santa Messa votiva alla Chiesa del Redentore. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano tornerà a rimontare sull'Italia, sul nostro territorio tanto sole e caldo in intensificazione. Il dettaglio di domenica 21 luglio. Sul Veneto la giornata festiva sarà all'insegna di un ampio soleggiamento e con cielo al massimo poco nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio ci attendiamo qualche veloce temporale di calore sui monti bellunesi e localmente fin verso le pianure limitrofe. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime piuttosto calde, oscillanti tra i 29 e i 34 gradi circa. Tanto sole anche sul Friuli Venezia Giulia, il cielo risulterà infatti sereno o poco nuvoloso, con isolati acquazzoni pomeridiani sulle Alpi. Vediamo anche in questo caso le temperature, le minime saranno comprese tra 20 e 23 gradi, le massime tra i 29 e i 32 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo bel tempo al mattino, col passare delle ore invece saranno possibili occasionali rovesci un po' su tutta la regione, tuttavia in esaurimento entro la serata. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, massime tra 33 e 34 gradi circa. Bene, dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.